Siamo giunti alla quinta, una bella prova per 4 anni, vincitori da 10 e 35.000 euro in carriera, sono in 7 dietro le ali dell'Autostart. Una prova che vede favorita Fiaba del Ronco, numero 3 dello schieramento. Lei è la più attesa, allieva di Marco Stefani. Autostart in movimento. 1 Forever Lorenzo Baldi, 2 Fiamma BFC Maurizio Cheli, 3 Fiaba del Ronco Marco Stefani, 4 Frank BF Antonio Di Nardo, 5 Fashion Glory Roberto Vecchione, 6 Freedom by Tony Maurizio Visco, in seconda fila 7 Lovely Vilma Gennaro Amitrano. Macchina che raccoglie concorrenti sulla curva di sinistra e si prepara al lancio. Parte piano Frank BF. Partiti. Errore di Fashion Glory, va al comando numero Fiaba 5 del Ronco Fashion Glory squalificato di Forever, poi Fiamma BFC, all'esterno rimane Lovely Vilma con in scia Freedom by Tony, alla retroguardia Frank BF. Si vanno a completare i primi 200 metri di corsa in 15 con al comando Fiaba del Ronco, di fuori Lovely Vilma, in corda Forever avanti a Fiamma BFC, quindi Frank BF e Freedom by Tony. 400 di Fiaba del Ronco in 29,4. Leader che approccia ora la curva di sinistra in evidenza, prosegue bella agganciata alle guide e Lovely Vilma avanza allo scoperto. Primi 600 in 44,4. Comunque buona andatura su piede dell'1,14. Fiaba del Ronco al comando, di fuori sempre Lovely Vilma che la impegna, poi Forever a contatto avanti a Fiamma BFC. Si va sulla curva di destra, il giro in 58,9 per la figlia di FaceTime Bourbon che continua in vantaggio, di fuori sempre Lovely Vilma, poi in corda Forever che precede Fiamma BFC, non cambia nulla al chilometro in 1,13,8. Accelera in progressione ora Fiaba del Ronco per tenere a distanza Lovely Vilma che fa sul serio e prova ad andare a fare match con la rivale. 14 di là, 1,27,8 tre quarti di miglio. Fiaba del Ronco in vantaggio, Lovely Vilma sempre di fuori, in corda Forever, poi Fiamma BFC a 2,50 alla conclusione, deve allungare Fiaba del Ronco. Lovely Vilma è sempre al suo esterno, Forever che cerca l'open stretch, in vantaggio Fiaba, Forever che si avvicina ma sbaglia e allora Fiaba del Ronco nel finale largheggia. Fiaba del Ronco facile al traguardo per il secondo posto. Lovely Vilma è rimontata di dentro da Fiamma BFC, 1,12,8 il cost to cost di Fiaba del Ronco, Marco Stefani, Enrico Montagna il team di Divignano, i colori del signor Antonio Serena Monghini. 4 anni da FaceTime Bourbon, conferma la bella sgambatura, va al comando, non si fa mai avvicinare dai rivali. Lovely Vilma ha provato a sfidarla, ma oggi non ce n'era per nessuno. Fiaba del Ronco vince nettamente per il secondo. Lovely Vilma tiene ancora a bada Fiamma BFC.